Non è mai stato elaborato uno studio circa la compatibilità dei traffici delle navi da crociera all'interno del polo petrolifero di Marghera, ma nessun progetto sulla crocieristica a Venezia è stato abbandonato nei cassetti del Ministero. Alla Commissione Trasporti della Camera, Toninelli conferma le perplessità sull'ipotesi Marghera, ma lascia aperte diverse altre ipotesi sul futuro della crocieristica a Venezia, ricordando l'insediamento al MIT di un tavolo interistituzionale insieme al Ministero dell'Ambiente e a quello dei Beni Culturali e annunciando poi un ampio processo di condivisione. Saranno avviati pertanto sul territorio incontri di formazione, approfondimento, discussione, raccogliendo proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni ed istituzioni, dei quali si terrà conto in sede di predisposizione del progetto definitivo e in sede di conferenza di servizi relativa all'opera in questione. È quindi la prima volta che in questo campo ci sarà un progetto condiviso con la cittadinanza e con gli stakeholder prima che venga definitivamente approvato. I deputati veneziani delle opposizioni non sono ottimisti. Renato Brunetta denuncia gli scenari che si verificherebbero in laguna con l'ipotesi degli approdi diffusi. Con centinaia e centinaia di motoscafi al giorno che percorrono la laguna con umani e con bagagli. Ma lei è presente cosa vuol dire approdi diffusi? Io sì, so cosa vuol dire il moto ondoso. Nicola Pellicani invece rinnova l'invito a convocare quello che sarebbe l'unico ente preposto a questo genere di decisioni. Questo governo per la prima volta nella storia non ha mai convocato il comitatone, tant'è che ha ripartito i fondi, anzi dovrà ripartire perché non ha ancora fatto, i 265 milioni che la città aspetta per decreto pur di non convocare il comitatone. Lei deve spiegare non solamente a questa commissione, ma ai veneziani perché non convoca il comitatone. A prendere le parti del ministro è l'ex sindaco pentastellato di Mira, Alvise Maniero, che come Toninelli boccia l'ipotesi Marghera, cara a Comune e Regione, è uscita nell'ultimo comitatone. L'idea di far passare, di accostare delle navi che sono delle cittadelle, cioè siamo sopra le 90.000 tonnellate, con migliaia di persone a bordo, farle passare vicino a una raffineria, a un sito a rischio industriale rilevante, insomma, qualche preoccupazione secondo me è giusto che la susciti e quindi è bene verificare con grande attenzione questo tipo di rischio.